Voce ai paesi, nel nostro giro del Vicentino noi di Rete Veneta qualche giorno fa siamo venuti proprio qui a Creazzo, dove siamo tornati oggi e dove avevamo chiesto ai cittadini quali richieste avessero per il sindaco. E che cosa ci avevano risposto? Beh, ascoltate un po'. Quello che ci manca molto è la pista ciclabile che arrivi fino a Vicenza. Ma anche i marciapiedi sono messi abbastanza male, poi c'è la strada qua principale Via d'Italia che la stanno sistemando per quello. Completare meglio la strada qua principale. Ecco, questa era la voce dei cittadini di Creazzo, avete sentito, hanno chiesto marciapiedi, una sistemata di Viale Italia che è la strada principale di Creazzo e poi la pista ciclabile per Vicenza. Detto fatto, portiamo subito la voce dei cittadini al sindaco Carmela Maresca. Ha sentito il servizio di Rete Veneta? Ho sentito il servizio di Rete Veneta, l'ho trovato veramente molto gradevole e anche ascoltare la voce dei cittadini è stato importantissimo perché hanno dato degli ottimi suggerimenti, cose che noi comunque avevamo già pensato di fare e per questo lascio la parola al nostro consigliere regionale Giacomin. Allora, Stefano Giacomin, partiamo proprio dalla pista ciclabile per Vicenza. Sì, la pista ciclabile per Vicenza ormai in dirittura d'arrivo dal punto di vista progettuale. Entro l'anno sarà fatto l'esecutivo e di conseguenza 2022 lavori. Se voi passate per la bretella di Viale del Sole già potete intravedere il sottopasso che sarà utilizzato per collegare Vicenza e Creazzo. I tempi entro l'anno progettazione esecutiva in modo che 2022 gara d'appalto e lavori. Quindi i lavori si potrà andare a Vicenza da Creazzo in bicicletta entro la fine del 22. Beh, insomma, ci sono già i tempi segnati e allora a questo punto non resta che fare chiarezza su Viale Italia e sui marciapiedi. Assessore. Sì, anche il 2022 sarà l'anno buono per la riqualificazione di Viale Italia, dove verranno ripresi tutti i marciapiedi, verrà fatta una riqualificazione generale con una nuova asfaltatura sia della carreggiata stradali che dei marciapiedi. Bene, ringraziamo Giuseppe Sereno, assessore ai lavori pubblici di Creazzo. Avete sentito, entro il 2022 si potrà andare da Creazzo a Vicenza con la bicicletta, ma saranno anche sistemati i marciapiedi e Viale Italia. Grazie dunque alle autorità competenti che hanno risposto ai cittadini di Creazzo. Per quanto ci riguarda, missione compiuta, abbiamo dato le risposte che i cittadini aspettavano.